Bella ragazzi, a tutti il comandone veneziano, NBA e Fiori, andiamo avanti con la stagione, con la terza stagione siamo campioni NBA, io lo ricordo, e andiamo avanti. Vediamo cosa riusciamo a combinare dopo un inizio comunque non semplicissimo. Siamo a Portland e stiamo già prendendo le bombe, niente da fare. Perdiamo. Mamma mia. Dolore alla schiena. Che bello, salutiamo Maierle. Mettiamo Sprewell, Miley secondo me è tra virgolette nella fase finale. Cioè, no, più che finale, è una fase un po' discendente, ecco, se così si può dire. Ok, aggiungiamo alla piccola, però siamo in difficoltà. Non abbiamo una P. Guardia. Mamma mia. Non siamo messi molto bene. Va bene. Ok, sì. Crisi importante per Phoenix, che non sta andando in maniera devastante come l'anno scorso. Forse la squadra è un po' vecchia, chi lo sa. No! Vai. Andiamo, siamo il 19 dicembre 93, siamo vicini al 94. Vai. Ok. Vai Johnson. Bravissimo. Vlade. No, Vlade! Che brutto errore di Vlade, mamma mia. E lei la prende e lei la mette. Pieno 4. Ai ai ai. Sprewell. Johnson. Barkley. Charles Barkley. Dai, che siamo pur sempre i campioni NBA. Scott. Dormiamo però, ho idea che anche qui, se andiamo avanti così, perdiamo anche questa. Charles ancora. Meno male che c'è Charles, però. No! Da solo, da solo. Nulla da fare, devo tentare la tripla adesso, se no. Hornacek. Niente. Basta, finita. Mamma mia, oh. Perdiamo di 2. Crisi importante. Riusciremo a vincerne una? No, incredibile, oh. 83, 85, 87, 89, 91. Proviamo. Siamo a Dallas. Vabbè, palla loro.
Ai ai ai. Sbaglia il primo. Mette il secondo. E c'è Shaquille O'Neal. Sono i Dallas di O'Neal. Probabilmente anche l'assenza di Miley pesa, Niente da fare, ancora Longley. Vabbè. Ciao. Finisce qua anche questa, che bello, mamma mia. Siamo in grossa difficoltà, ragazzi, Vediamo se almeno a Natale ne vinceremo. Dopo questa vediamo la classifica, perché comincio a pensare che non neanche i playoff, siamo avanti così. Ma guarda, ma tutte le sto perdendo. $900. Sconfitta anche questa. Ma che cazzo. Va bene. Classifica NBA. Phoenix ottavi con 11-13. Ragazzi, siamo a pelo ai playoff. Crisi nerissima. Ma che cacchio sta succedendo? Mai vista una Phoenix così in difficoltà. E stiamo straperdendo anche questa. Sembra finito il magic moment. Perdiamo anche questa, ragazzi. Ecco, un po' di squadra. Boh. Lasciamo fare la CPU la rosa e vediamo come la mette in campo. Madonna, ma ragazzi, ma con chiunque. Siamo in grossissima difficoltà. Due punti di svantaggio. E possesso a Los Angeles. Ma... Ragazzi, siamo a rischio con i playoff, È ufficiale. E perdiamo anche palla. No, è finita, ragazzi. Sembra finito il magic moment cumendiano. Bean Becker. Irving. La mette Barkley, ma le possibilità di vincere sono minime. Fallo. Libera lo sbaglio, almeno questo. Doc Rivers, grande Doc, che diventerà allenatore di Boston, porterà a casa la vittoria. Hornacek. Dan Myrie. Barkley rischia di perderla. Charles. E l'ha messa! Proprio sulla sirena! Sir Charles! Bravo Charles! Questo è importantissimo. Deve finire questa emorragia, ma un paurosa. Bravissimi, bravissimi. Vai Jeff. Vai. Vai Luke. Longley a 2 dello scadere. Dai cazzo, non possiamo andare ai playoff.
Non si può non andare ai playoff. Ah, adesso aspetta che ci mettiamo 10 ore. Dai però! 2 secondi non possono metterla. Mi rifiuto di pensare che possano metterla. Mi rifiuto. Bravissimo! E vaffancuore. Torniamo alla vittoria. Grandissimo Luke Longley. Torniamo a vincere. A fatica, ma torniamo a vincere, raga. Un sacco di trasferte. Adesso vediamo se questa è la volta che si ritorna protagonisti. Cleveland in vantaggio di poco, ma sono in vantaggio. 91, 100, 95, 99. Sì, che siamo in rimonta. Andiamo. Dobbiamo giocarle tutte queste, ragazzi, è incredibile. Più due Cavs. Meyerly. Sì! Ma sono stati 2 punti di Barkley darmi la vittoria prima, Bisogna continuare, dai. Longley, niente da fare. Comunque è ufficiale che siamo un po' in crisi, probabilmente. Non voglio pensare che il ciclo sia finito perché ha fatto una finale di conference e una vittoria NBA. Però errore scandaloso di Barkley. Errore scandaloso di Sir Charles. Divac! Vlade, grande Vlade. Meyerly. Niente, la sputa ma Divac ancora 2 rimbalzi di una pesantezza inaudita. No! Grande, ancora Divac non lo prende stavolta. Divac ancora! No! Incredibile. Ma che azione di Cleveland, signori, che azione di Cleveland. I campioni del mondo NBA, veramente. Si devono giocare ogni punto come fosse l'ultimo. Kevin Johnson. Non può metterla. E ancora grande Barkley stavolta. Sprewell. Charles Barkley, grande Sprewell qua, Dai Phoenix. Price. Ancora Divac, non ci credo ancora Vlade, peccato, ma signori, è un Vlade Divac monumentale. Primo lo mette purtroppo. Neanche secondo. Mamma mia che partita, raga. Kevin Johnson finito. Barkley, però sono 2 libri da mettere. Yes. Yes. Bravo Sir Charles. Allora, Kevin è finito. Mettiamo Kerr. Mettiamo Irving. E Barkley non si toglie mai.
Occhio, Price. Raddoppio su Price e la paghiamo. Pagata malissimo. Sentite Alan Parsons. Maierly. Aspetta il pick and come. Maierly, Charles. Non ci credo, questo è pesante, questo sì è pesantissimo. Purtroppo Cleveland l'ha messa. Dio Cristo però! Errore di Barkley abbastanza inaccettabile a mio parere. Però. Vai Steve. Bravissimo Steve, Longley l'appoggia. Il problema è che il possesso è Cleveland adesso. Dai. Rischiamo l'overtime qua, Grandissimo Longley! Kerr per un tiro impossibile. Fuori. Si va ai tempi supplementari. Bravo Longley, difesa perfetta. Adesso la giochiamo noi per i supplementari. Dai. Mamma mia, che regular season, ragazzi. Difficile, complicata. Barkley, mettila stavolta. Maierly. Niente, ancora errore di Maierly. Non riusciamo a mettere. Avevamo questi periodi che o le mettiamo tutte da 3 o neanche una. Bravo Longley. Maierly. Potrebbe essere la parabola discendente, Dan. Thunder Maierly appena detto! Solo rete! È importante vincere anche questa perché siamo con un record negativo. Mamma mia, bello questo. Johnson. Johnson entra come un campione e la mette come un fenomeno. 3 di vantaggio. Dormita, dormitissima qua. Dormitissima. E meno male che c'è Johnson. No! Come l'ho sbagliato? Non ci credo. Fallo e va in lunetta con il supplementare. Ai 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 ai. Ragazzi, rischiamo di perdere, rischiamo di incredibile per un errore colossale. Bravo. No, non può. Vabbè, c'è qualcosa, però non può sbagliarmele tutte nel momento decisivo. Beh. Altre sconfitte. Loro mettono tutto adesso. Loro mettono tutto. Incredibile. Dan ancora e vaffancuore. Seconda tripla consecutiva. Meno male che l'ho criticato. Maierly subito risponde. E finalmente arriva la difesa di Phoenix. Bravissimi! Boom boom! Grandi supplementari di Maierly.
E ancora la Madonna, Longley, ragazzi, sta diventando quello che deve diventare. Cioè, è un giocatore importante. Che vince... No! No! Era giusta! Ma da, non ci credo. E la riprendiamo. Fallo. Mamma mia, stiamo soffrendo una partita di dicembre di regular season, zio Kane. Bravi ragazzi. Dai, no! Eccola qua, la difesa leggendaria. E ancora loro però. No, da 3. Marcatura veramente importante, Non può metterla così, e infatti non la mette. Attenzione Barkley. Barkley fa la numerata! E vai Lunetta con il suo tiro libero supplementare. Questo, signori, è Sir Charles Barkley. No. Ecco, faccio la cappella però. Dai che stiamo marcando abbastanza bene. Niente, non si passa più. No! Attenzione a Steve. Steve che rientra! E l'ha messa! E vaffanculo. Dai che ci voleva botta d'ossigeno pura questa. Non è finita però. Ecco, questi sono i rimbalzi. E ancora però. Quante stoppate sta partita! 20 secondi. Fallo subito ovviamente. Grande Steve. Grande Steve. Mamma, è partita lunghissima. Dai. Ci prova la 3. Bravo Longley, passala subito. Bravo. No! Cosa abbiamo perso? Cosa? No, da 3. Missile, solo rete. No, sì. Riportati in corsa a caso per una cagata mia. Dai. 6 secondi. Che palle, sta roba non la sopporto nel basket, dovrebbero togliere a mio parere. Ecco. Due liberi osceni. La vinciamo, dai, la vinciamo, ma che fatica, oh. Dai, 2 vittorie di fila, siamo tornati a un po' a respirare.
Contro Houston. No. Vediamo, tutte in trasferta, poi sono le grandi trasfertone queste, eh? Vediamo se riusciamo a girarla un po'. Niente, anche a questo. 100 pari. Vai. Mettiamo il naso davanti. C'è niente da fare, devo giocarmele tutte oggi. Ci siamo? Vai. A moment now to hear from our sideline reporter, Hall of Famer David Aldridge. David. Hey guys, well the Rockets coach had some words for his team during the timeout, and he's pushing them to empty the tank. He said, I know you're tired and it's been a tough game, but we can't hold back. If you're tired, come out. Otherwise, No. I want you full speed. Guys. Thanks so much, David. E Olajuwon la perde. Calma. Belle, che azione, madonna, ma che belli che siamo quando giochiamo così. Divac 6 punti, Olajuwon 34, un po', beh, Divac è un po' in crisi, Vlad, eh? No, non è vero, quello che ha fatto Barkley non ha senso. Non è che sta tornando Phoenix. Hornacek è una cosa veramente difficile, infatti. E ancora stoppando, ragazzi, me le stiamo stoppando tutte oggi. In faccia questo brutto. Ora se sbaglia anche questa, ma c'è Vlade! Divac! Critico qualcuno. E vanno a sì, che bello! No! È bello. Un punto di vantaggio purtroppo per solo per Phoenix. Grande. No, non va. Ho preso un po' di paura qua, ma Kevin non delude mai. 28 secondi. We've got 28 seconds left to play in the final quarter. Ci mettiamo a perdere 10 ore per sto cazzo di robo, di bug. Incredibile. Dai. We've got 28 seconds left in the fourth quarter of this one. Now the pass to Olajuwon. Ocio. Ma che cazzo fa Kim The Dream? Ma che giocatore è Hakeem The Dream, ragazzi? Fasciatura per Johnson, non bene. Il ferro lo sputa, questo è brutto. Secondo lo mette un mini possesso di vantaggio. No! Sì! Vinciamo anche questa e vaffanculo.
Diciamo a Houston, bene. Che sofferenza. 14-14. Torniamo in casa finalmente, adesso andiamo a fare un po' di filotto, vediamo se riusciamo. Speriamo, raga, speriamo. Ok, intanto arriva una bella vittoria e godo. Siamo a gennaio, ragazzi, siamo a gennaio. Horace Grant e Armstrong per John. No, stiamo scherzando. Ma stiamo scherzando. Dai, facciamo un po' di filotto, raga, un po' di filotto. Ok. Gil, prima scelta top 3 protette 96, ricevono Hornacek. No, io Hornacek non te lo do. Oh, andiamo a New York. A New York rischiamo la sconfitta, eh? Sì, vai. Andiamo avanti. A Milwaukee. Perdiamo ancora, facciamo un buon filotto e dopo ne perdiamo. Sarà duro andare ai playoff, se con questo ritmo intendo. 85. Buono. Contro Charlotte. Mamma mia, ecco, Charlotte li conosciamo bene. Stanno asfaltando purtroppo. 17-17. Facciamo le ultime. Dopo, raga, come al solito, nelle ultime partite della regular vado io e dopo faccio delle ultime partite della regular season per poi, come si dice, finalmente vinciamo, arrivare ai playoff. Contro Golden State. Ho bisogno del filotto, bisogno. Ok. Chiudiamo con Atlanta, no. Dai, vinciamola per piacere. Ok. Chiudiamo con questa. In casa contro Atlanta. Siamo là. Dai. Facciamoci l'ultimo minuto 37 insieme. Vai. Dumas. E subito errore di Dumas. Che bello. Occhio. Bravo Divac. Vai Steve. No, bruttissimo sto... Bravo Divac, Vlade, vai. Bisogna criticarli i giocatori, criticandoli fanno bene. Questa è proprio la sentenza delle sentenze. Purtroppo l'hanno messa subito, però. Bellissima sta maglia di Atlanta. Kevin. No, fallo contro, incredibile. Questo è bruttissimo, pesantissimo anche.
cagatissima. Has the trust of his teammates. Not afraid to go to him when they need a bucket. Well, there's still an opportunity to get back, but it will not be easy. Yeah, they need Bello. and stops here to close the gap. Winning time. KJ steps Grande Kevin. monster bucket. Atlanta calls timeout. Tutte partite tirate, ragazzi. Che NBA, signori. We got 28 seconds left in the fourth. Barkley is checked in for Phoenix. Time now to turn to our sideline reporter, David Aldridge. David. Hey guys, well the Hawks coach had some words for his team during the last time out. He told them, hey, this game is there for you, but we gotta go. Ma perché Barkley è così fenomenale? Meno male che c'è Sir Charles comunque, Give it all right now. Hornacek, ti prego! Jeff del solo rete! Showing up in the clutch. Grande Jeff. From long range right now, right here. Absolutely. The only shot that matters right now. Shoots a fader. Oh yes, baby. Chiudiamo con una bella vittoria. Andiamo a vedere la classifica. Ma sono soddisfatto, dai. L'abbiamo un po' ripresa sta stagione. Eravamo in difficoltà e siamo tornati. Ok, 21-17. Ok, siamo saliti alla settima piazza. In realtà Portland, Seattle, Utah e San Antonio sembrano ormai in fuga. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!